Sono 23.624 gli infortuni sul lavoro che si sono registrati dall'INAIL nel 2021 sull'intero territorio regionale, di cui il 15% relativi al settore delle costruzioni. I decessi registrati nello stesso periodo sono invece 62, di cui 7 riguardano i cantieri ricadenti nell'Agrigentino, che si colloca al quinto posto nella speciale classifica regionale delle morti bianche. Sono numeri allarmanti che impongono un costante aggiornamento professionale in materia di sicurezza dei soggetti coinvolti nel processo di esecuzione delle costruzioni, a partire da chi è preposto a ruoli delicati come quelli della progettazione e della direzione dei lavori. In questo contesto interviene l'Ordine degli Architetti, affermando come la collaborazione della Fondazione Architetti nel Mediterraneo ha lanciato un nuovo corso di 120 ore per la formazione della figura del coordinatore per la sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Siamo ben consapevoli, afferma il presidente dell'Ordine, architetto Rino Lamendola, del ruolo fondamentale che l'architetto ha nella realizzazione e nella manifestazione delle nostre costruzioni, per cui puntiamo molto sul suo costante aggiornamento professionale, sui temi della sicurezza e sulle misure da adottare per evitare quegli infortuni sul lavoro che purtroppo nel corso del 2021 hanno fatto registrare su scala regionale un incremento del 7% rispetto agli infortuni che si sono registrati nel 2020, superando la soglia dei 23.000 casi, con 62 decessi, di cui 7 in provincia di Agrigento. Il corso di 120 ore si articolerà in 4 moduli, sviluppati nelle giornate di venerdì pomeriggio e sabato mattina dal prossimo 22 aprile al 9 luglio. Il primo sarà di 28 ore e riguarderà la parte teorica, il secondo di 52 ore la parte tecnica, il terzo di 16 ore la parte metodologico-organizzativa, mentre il quarto di 24 ore riguarderà la parte pratica. Il corso si concluderà con una verifica finale di apprendimento. Da oggi chi è interessato potrà consultare il programma e compilare l'apposito spazio per l'iscrizione al corso sul sito istituzionale dell'Ordine degli Architetti di Agrigento.